professor Montecchio, oltre a essere professore universitario a Padova, è anche un amico, eravamo colleghi di università e quindi ci conosciamo da lustri, come si può dire. I temi che sta affrontando sono temi importanti perché vanno alla riscoperta, al di là del turismo di massa che ci porta alle Maldive, che ci porta nei luoghi esotici, che ci porta in giro per il mondo da tutte le parti, facendo di tutto e di più, alla riscoperta invece del nostro ambiente, del nostro territorio, delle nostre bellezze, che il nostro Veneto soprattutto ci riserva, dai monti ai laghi, alle colline, alle alta e alla bassa pianura fino alle lagune, quindi sicuramente quello che ci fa capire è che nella vita a volte basta guardarci a un metro attorno e si trova tutto il paradiso che cerchiamo da sempre. Sostanzialmente sì, questo è il terzo libro, quindi sono andato ancora più in dettaglio in questa raccolta di racconti su questi aspetti quasi sacrali, legato al fatto che molto spesso cerchiamo un paradiso senza renderci conto del fatto che l'abbiamo già trovato il paradiso, no? Quindi di distruzioni inutili, di abuso dell'ambiente, del territorio, dello spazio e molto spesso anche del tempo. Spazio e tempo si sposano perfettamente in un concetto matematico che è quello della velocità e quindi succede che oramai abbiamo consumato quasi tutto lo spazio e non abbiamo più tempo, il tutto si riflette nella fretta, nel lamentarsi del traffico quando noi siamo causa del traffico, per intenderci, nel non aver tempo per rispondere con gentilezza a una telefonata. In questo senso. Io davvero spero che chi legge il libro, e l'ho scritto pensando a un lettore non anziano, per intenderci, si porti a casa una riflessione sul fatto che molto spesso basterebbe far meno per godersi quel paradiso. Oggi siamo a Venezia, Venezia è un paradiso, ma oggi ho attraversato il fiume Brenta, era un paradiso, sono partito da Valdobbiadene questa mattina ed è un paradiso. Tutti noi abbiamo un paradiso a portata di mano, tutti noi abbiamo scelto di abitare in un luogo perché per noi era un paradiso quel giorno in cui abbiamo scelto e poi di punto in bianco esageriamo senza rendercene conto, proprio per assuefazione molto spesso.